Contro, diciamo, all'acqua vada a riscaldare il di dietro, di qua fa da parabola, scalda ancora di più. Cosa succede? Che chiaramente riscaldandosi l'acqua sale verso l'alto e va nella bottiglia di sopra. Quindi l'acqua calda che va nella bottiglia di sopra rimane calda anche quando non c'è più il sole, perché poi cosa succede? L'effetto contrario, questa qua si raffredda, rimane pesante, la bottiglia di sopra è stata coibentata e per coibentarla cosa ho preso? Ho messo di nuovo la stagnola, ho messo una calza, ho messo la stagnola di nuovo, sempre con il lucido verso l'interno, no? E quindi ho fatto più strati e la cosa è certa che se qua ci sono 40 gradi, all'indomani mattina questa qua è fredda e qua sopra ci sono 32-33 gradi. Calato, sì, perché diciamo non è che abbia una grande coibentazione, però per i ragazzi che poi vanno a casa e poi mi chiamano e dicono che per loro è fantastico l'esperimento, perché poi con questa bottiglia qui io ci vuoto l'acqua qua, dentro la bottiglia, l'acqua mi va dentro qui e poi esce fuori. Questa qua la pesca da sopra, sono cannucce, tutte cannucce, questa cannuccia qua va dentro e va su, arriva a questa altezza. Quando io ci butto dentro l'acqua fredda spinge su l'acqua calda, questa qua esce fuori dalla cannuccia e per i ragazzi tu devi vedere quando È stato difficile organizzare questa manifestazione? Questa manifestazione in pratica ci ha richiesto circa 1 anno e mezzo di lavoro. Le forze in campo sono notevoli perché a partire dalle istituzioni, dagli sponsor a livello locale e a livello nazionale che hanno collaborato e comunque hanno contribuito alla realizzazione del progetto, compresa l'università, l'ordine dei medici, la provincia, il comune di Savona, il comune di Vallo Ligure e tanti altri che adesso mi ci vorrebbe un elenco, hanno contribuito alla realizzazione, diciamo, di tutto l'insieme del progetto. Adesso sta a noi, in particolare alla squadra di atleti, di arrivare a mettere i piedi di là sulla costa della Corsica. E a questo punto altre parole le faremo poi al momento dell'arrivo. Ma l'idea è venuta da 1 anno e mezzo, che è venuta l'idea di fare prima la bicicletta per un divertimento in mare così, e poi alla fine è venuta l'idea di tentare un Guinness della prima bicicletta al mondo
per fare una traversata in mare aperto. A questo punto abbiamo chiesto all'Università di Genova se potevano intervenire, anche loro li abbiamo coinvolti, gentilmente hanno dato il loro assenso e ci hanno mandato 2 studenti eccezionali che hanno studiato un telaio, hanno studiato il carro dietro, insomma hanno fatto un ottimo lavoro sotto la direzione del professor Razzoli dell'Università di Ingegneria Meccanica di Genova. Medico di bordo ma anche pedalatore ufficiale. Sì, più ufficiale come medico che come pedalatore, comunque pedalerò anch'io, darò dei cambi, sono preparato e via. Quali saranno secondo te le difficoltà fisiche maggiori? Beh, pedalare su una bicicletta così è durissimo, si suda tantissimo, quindi ci sarà una dispersione di sali notevole. Comunque ci siamo premuniti, abbiamo degli integratori e quindi sarà un problema che riusciremo ad affrontare, anche perché i ragazzi sono tutti preparati. Come mai oggi qua? Ma vuole essere una cosa un po' scherzosa, una mezza sfida, e siamo tutti comunque dei ciclisti che ci alleniamo, quindi per noi appunto vogliamo intraprendere questa traversata per vedere la nostra sfida col mare questa volta anziché sulla strada. Quando arriverete? Quando pensate di arrivare in Corsica? Ma adesso vedremo, bisogna appunto vedere le condizioni chiaramente del vento e del mare, noi speriamo nel giro di 3 giorni di riuscire a farcela. Ok, va bene.